Monte Sant'Angelo è stata definita città sacra del Gargano, uno dei più remoti luoghi della cristianità. La grotta di San Michele Arcangelo fu dapprima luogo di culto dei Longobardi, poi della Chiesa latina, quindi destinazione di pellegrini e crociati. La sua importanza accrebbe poi grazie a Federico II di Svevia, che ne determinò una ancora più intensa affluenza di sovrani e credenti. È proprio questa grotta una delle principali ragioni per cui Monte Sant'Angelo è stata definita città sacra del Gargano, rivelandosi come uno dei più remoti luoghi della cristianità. La tradizione religiosa di questi spazi ci ricorda che proprio in questa famosa grotta apparve l'Arcangelo Michele per proteggere la città dagli assalti barbarici, da cui appunto la sua denominazione. Presso questa grotta il vescovo di Siponto nel 493 fece costruire una chiesa. Sarà poi con i Longobardi che tale santuario diverrà la meta finale di un pellegrinaggio religioso di valenza nazionale. Tale sito religioso assunse un'importanza tale che Federico II di Svevia, di ritorno dalla crociata del 1228, vi donò un frammento della vera croce, incastonata in una croce di cristallo. Il castello di Monte Sant'Angelo, di forma pentagonale, alta 18 metri e con mura spesse 3 metri, ospitò Federico II di Svevia e la sua prediletta, la contessa Bianca Lancia di Torino. Sotto la denominazione normanna furono edificate le Torri dei Giganti e la Torre Quadra, mentre Federico II fece costruire la cosiddetta Sala del Tesoro. L'attuale fortificazione evidenzia soprattutto l'influenza degli aragonesi, che per difendersi dai nemici realizzarono il torrione a forma di mandorla e il fossato che precede il portale d'ingresso. Gli Angioini curarono assai il maniero, ma di essi si servirono come prigione di Stato. Famose sono le detenzioni di Filippa d'Antiochia, principessa sveva,